La presentazione di un libro molto partecipata, ecco, si aspettava questa partecipazione così di tanta gente, di tanti suoi amici? Ma onestamente devo dire che è stata una sorpresa anche per me, perché tanti amici mi hanno dimostrato l'affetto nei miei confronti. Chiaramente è stato anche l'interesse per il libro, perché molta gente che ha letto questo libro mi ha riferito che è un libro abbastanza piacevole, molto scorrevole, e parla di cose molto interessanti perché è un thriller, ma io racconto dei fatti che sono successi all'interno della Chiesa e nei muri vaticani. Devo dire che onestamente sono abbastanza sorpreso e sono contento. Mi ha ispirato un mio nipotino che ha avuto un sogno, ha fatto un sogno, mi ha raccontato che voleva diventare prete da grande e da lì è nato il racconto. Il libro di Andrea Cirino, Quasi Papa, parte da questo sogno, da interpretare se il sogno del nipote o il suo sogno, si sviluppa dentro una trama di una vocazione che nasce e si sviluppa ad Agrigento ma poi viene formata a Roma, e attraverso anche alcuni intrecci particolari della vita in seminario, alcuni gialli, cerca di descrivere alcuni elementi realmente accaduti nella vita della Chiesa italiana e alcuni ancora in atto. 7 papi attraverso un lunghissimo pontificato, entrando anche dentro alcune questioni di merito relative a ogni pontefice. In maniera particolare si sofferma sul Concilio Vaticano II, il thriller della scomparsa dei documenti del Concilio Vaticano II che porterà poi la rivoluzione all'interno della Chiesa, e il tema centrale da dove scaturirà poi questo episcopato e il suo diventare cardinale. Un libro che si può leggere tutto di un fiato e che può aiutare anche ad una riflessione ulteriore. Anche lei presente a questa presentazione del libro di Andrea Cirino, l'ha chiamata in causa anche per la sua infanzia. Una sua valutazione sull'opera in generale? È una valutazione senz'altro positiva. Si tratta di un romanzo che ha varie sfaccettature. Diciamo, intanto c'è la parte letteraria, il modo come il racconto procede dall'inizio fino alla fine, e il lettore alla fine rimane avvinto e vuole andare avanti per sapere come si svolge la vicenda. E poi considera diversi aspetti. Intanto io avverto in particolare una attenzione particolarissima alla famiglia, ne parla sempre in termini di affetto, di generosità, e poi dal punto di vista ecclesiastico ed ecclesiale la trama riguarda proprio la vicenda di un ragazzo che parte da Agrigento, va a studiare in un seminario romano e via via ha diversi incarichi che lo tengono sempre impegnato, non solo impegnato, sempre con vicende da risolvere abbastanza intricate, difficili e alla fine con successo.